Però Beh, sei stato segretario del Veneto? certo, ma io sono 3 anni e mezzo. Sono stato il tuo presidente, sei vero parlamentare, insomma, tu sei un dirigente della Lega. Certo che sono un dirigente, e sei un dirigente, tu cosa hai insegnato a me? E se hai un dirigente ti chiede al segretario federale di avere un colloquio. Sono più giovane di te, va bene. Tu cosa mi hai sempre detto quando ero presidente? Che le questioni vengono trattate sempre internamente, certo. E tu eri il primo a dire che non bisognava andare fuori. Quante volte mi avete convocato? Sui giornali. Quante volte mi avete convocato? E quante volte hai fatto colpi di telefono tu per chiedere, per parlare? Ascolta, perché lo sai benissimo che in Lega come funziona. Mi avete convocato? Basta una telefonata. Mai, 3 anni e mezzo non mi avete mai convocato. E se io ho chiesto a Salvini di avere un colloquio e non l'ho avuto, sbagliato, ma non hai sbagliato io adesso. sbaglio sempre. Hai sbagliato da mesi, perché se era qualcosa da dire tiravi sul telefono. Sì, ma il telefono ce l'hai anche tu e ce l'avete anche voi. Ce l'avete anche voi il telefonato per dire, voi non avete che c'era un problema. Io ti ho telefonato un sacco di volte. Invece quando venivi in trasmissione qua e mi chiamavi 5 minuti prima per chiedermi a Roma com'era la situazione, cosa dovevo dire sulle questioni economiche, e non puoi dire, io ero sempre pronto a risponderti e a dirti cosa. Ma quando le cose non vanno e si dicono e nessuno chiama e si fa finta di niente, è cambiata la tua linea di comportamento. La mia linea di comportamento è stata quella di sono stato critico su qualcosa che avete sbagliato. Ed era impossibile. Certo, i risultati mi danno ragione. No, perché i risultati mi danno ragione. No, assolutamente no. Discutere. I risultati non vi danno ragione. E quindi anche attraverso un colpo di telefono. L'8 e 8 è un risultato che è stato portato a casa ed è un risultato che il movimento partito politico è fare così, fare anche un colpo di telefono. Certo, ma lo potete fare anche voi perché se vi sovrapponete, o voi siete i dirigenti, bisogna... No, ma io non sono dirigente, io sono militante come tanti altri. Neanch'io. Non sono dirigente, sono fondatore e mi hanno chiamato a fare fondatore. Però diceva D'Arè che aveva chiesto a Salvini, credo, incontri che non ci sono stati, mi pare di capire. Ho chiesto per 3 anni un incontro a Salvini. Ma io so che vi siete visti anche a Roma col gruppo parlamentare. Certo, e infatti gliel'ho rinfacciato e ha detto che con me non parla, va bene, allora se non vuoi parlare, avere un confronto, io parlo sui giornali, vado sui giornali e vado sulle televisioni. Poi mi volete espellere, mi volete tenere. Ma io nessuno vuole espellere nessuno, è che una regola che era ferrea per te, Tony, che era ferrea dicendo che le discussioni vanno fatte internamente. Quante assemblee ha fatto il segretario Stefani? Quante riunioni ha fatto il segretario Stefani? In maniera io non sono mai stato invitato, se le avete fatte. I regolamenti che sono in vigore. Quante assemblee ha fatto? Quante volte mi ha convocato? Mai. Ma c'è un direttivo, tu sei componente del direttivo. No, io non sono componente del gruppo parlamentare come io sono componente del mio gruppo parlamentare. Insomma, io attraverso il mio gruppo parlamentare. Che ci sia stata una riunione convocata dal segretario, non c'è mai stata. In Europa, vuol dire che non c'è dialogo all'interno del movimento. Di estremo riguardo, perché un parlamentare europeo, insomma, che ci rappresenta in Europa, come te, insomma, ha una posizione importante. Ho sempre avuto riguardo per tutti. Ho sempre avuto riguardo per tutti. Allora, vediamo una convocazione si doveva fare, non è mai stata fatta. Oggi hai perfino dichiarato che la colpa sarebbe mia, e allora ho fatto per prima quella dichiarazione là per dire, allora capiamo se il tema è nazionale o locale. Perché prima ero in un'altra trasmissione, non faccio pubblicità, ma insomma era Ringa con Avarino, sì, su Antena 3, per non fare nome e cognome, fa parte della famiglia. Fa parte della famiglia e appunto si discuteva di questo, cioè lui ha fatto un'osservazione dicendo probabilmente anche se c'era il governatore del Veneto o del Friuli non sarebbe cambiato di molto il risultato, perché il vento era nazionale. Cioè il cambiamento era nazionale, questo è chiaro. E si è visto solo in pochi comuni, magari dove c'erano rappresentanti locali. Io spero che siano delle riflessioni politiche, perché il vento è cambiato. Io non sono stato eletto a Cappella Maggiore, cioè io vengo eletto a Cittadella, capisci? Cioè quando dici le poltrone, così, Bitonci, le poltrone, però io sto eletto a casa mia. Cioè io sono candidato eletto a casa mia. Certo, hai capito? E quindi è anche ed è giusto, una cosa veramente. Ma qualcuno che è arrivato in Veneto, che arriva da Vicenza, è stato eletto a Treviso, cioè è stato eletto a Padova, cioè è il mio comune.
La mia città? Devo essere eletto dove? A Bolzano? Ma io non ho, O dall'altra parte? io non ho mai parlato nel merito della tua candidatura o delle candidature. Ho sempre detto che avete calato su a Treviso persone che non sono di Treviso. Questa sono là, le avete fatte voi, non le fate io. Senta Bitonci, si parla di Zai.